Una notte passata all'addiaccio, chiusa in macchina, con il motore acceso per scaldarsi e per sfamarsi della cioccolata. Si è conclusa questa mattina alle 7 la disavventura di due donne di Treviso disperse in mezzo ai boschi da ieri pomeriggio. Hanno riabbracciato i loro familiari. Ora l'incubo è finito. All'alba una di loro ha raggiunto un gruppo di case e ha avvisato i carabinieri. Insomma, ho preso. Quando ormai non telefonava più, non gli rispondeva, io ho detto: cosa facciamo? Meglio che stiamo qua quiete. Maria Rita Lucchese, la più anziana delle due, ha 89 anni. Tutto è iniziato ieri pomeriggio, poco dopo le 16. Le due donne stavano raggiungendo Bigolino in auto. Ad un certo punto hanno imboccato una strada di campagna in mezzo ai vigneti e ai boschi e l'auto a Casa del Fango si è bloccata. Donatella Martini, ex infermiera di 62 anni, ha chiamato subito il 112, convinta di trovarsi nel Montello, e subito sono iniziate le ricerche. Poi alle 22 il loro telefono si è scaricato. Le indicazioni iniziali portavano tutt'altra parte, in zona Montello. Poi grazie a questo servizio del 112 europeo siamo riusciti a delimitare l'area e poi grazie all'insistenza e alle ricerche attivate durante tutta la notte, questa mattina alle prime ore dell'alba abbiamo rintracciato una delle due donne. Per fortuna all'interno dell'auto le due donne avevano qualcosa da mangiare, dell'acqua. Macchina, tranquille, al caldo. Avevamo anche il mangiare da bere e tutto, siamo stati tre. Lei è stata ben distesa con le gambe, io davanti, e ho anche riposato anch'io e anche lei. Le due donne sono state ritrovate a Solighetto, in località Peron, in una strada dissestata nelle colline della Pedemontana. Le ricerche erano proseguite tutta la notte, nelle loro tracce gli uomini del soccorso alpino e della protezione civile. Ora le due anziane sono ritornate nelle loro case.